proteggerci, quindi non ce la vogliate se siamo un po' bardati, ma sono sicuro che capirete il perché. Ma come per incanto, lì, dall'altra parte della piazza, siamo nella piazza principale di Siderno per il nostro appuntamento speciale di Tirul Allero, questo legame tra Italia e Canada, tra Calabria e Canada. Vedo Vince seduto a una panchina, beh, più che panchina è proprio ai bordi di una vasca. Andiamolo a raggiungere subito e con la sua chitarra sta suonando, forse secondo me vuole raccogliere qualche spicciolo, evidentemente vuole portare a casa qualche dollaro per rifare praticamente i soldi per ripartire per il Canada. Come stai? Diamoci un bacio, che non l'ho fatto mai con nessuno, però lui è il mio tipo, evidentemente, non lo so, questo capello così folto, mi ricordi un vecchio Luigi Grandinetti con i capelli lunghi. Come stai? Tutto bene, tutto bene, mi fa molto piacere incontrarvi. La mia cittadina, Ma bella, anche una bella cittadina, ragazzi, quasi 20.000 abitanti. Siderno Marina. È una città che vive, una città che è pulsante importante. Proprio, il cuore della costa ionica. Ma sai che sembra di una vasca? Andiamolo a raggiungere subito e con la sua chitarra sta suonando, forse secondo me vuole raccogliere qualche spicciolo, evidentemente vuole portare a casa qualche dollaro per rifare praticamente i soldi per ripartire per il Canada. Come stai? Diamoci un bacio, che non l'ho fatto mai con nessuno, però lui è il mio tipo. Per il nostro appuntamento speciale di Tirul Allero, questo legame tra Italia e Canada, tra Calabria e Canada, vedo Vince seduto a una panchina, beh, più che panchina è proprio ai bordi a proteggerci, quindi non ce la vogliate se siamo un po' bardati, ma sono sicuro che capirete il perché. Ma come per incanto, lì, dall'altra parte della piazza, siamo nella piazza principale di Siderno, evidentemente, non lo so, questo capello così folto, mi ricordi un vecchio Luigi Grandinetti con i capelli lunghi. Come stai? Tutto bene, mi fa molto piacere incontrarvi.